I siciliani sapranno giovedì prossimo se Nello Musumeci, attuale presidente della regione, annuncerà di ritirare la propria candidatura da presidente, togliendo il disturbo, così come avrebbe dichiarato. Una decisione annunciata ma non ancora ufficializzata, che ha spiazzato davvero tutti. In primis, affermano fonti romane, sono i dirigenti di Fratelli d'Italia che hanno saputo della sua improvvisa dichiarazione senza essere stati minimamente informati. Disorientati tutti, da una parte gli avversari che ritenevano di avere in Musumeci il bersaglio da colpire e dall'altro i nemici interni ed alleati preziosi che da tempo cercano di scaricare il governatore e puntellare ogni giorno la sua attività di governo. Una situazione difficile da capire e comprendere, visto soprattutto il silenzio tombale degli alleati di riferimento dopo le ultime amministrative palermitane, dove il risultato delle sue liste non è stato eclatante e determinante. Si apre dunque una partita interna nella quale ogni partito cercherà di piazzare il proprio candidato. Primo fra tutti Fratelli d'Italia, che punta su alcuni nomi: Stancanelli, Maglio Messina ed una donna, senza parlare della Lega che punta i piedi per pretendere, come d'accordo i romani, il prossimo governatore dei siciliani. Si parla di Nino Minardo, potrebbe essere lui il candidato possibile. In ultimo Forza Italia, che forte del risultato elettorale ricevuto potrebbe puntare sulla riconferma di Gianfranco Miccichè verso la prestigiosa presidenza dell'Assemblea. Da fonti romane qualificate fanno sapere che si tornerà a parlare di Sicilia all'indomani dei ballottaggi e già nelle prossime ore potrebbero arrivare sorprese. Sono ancora molti a sostenere che la mossa di Musumeci sia soltanto un bluff per stanare gli avversari e farsi pregare dai suoi per la naturale riconferma.